Pericolosissimo. Sono io con Andrino, non abbiamo camerieri perché ancora non stiamo lavorando. Adesso mi dirà, siamo pieni, non è vero. Stai facendo Kiki le condivisioni? Amore, facciamo tutto. Vai, sono già in linea, sono già online. Non è due volte, una in Facebook e una in diretta. Lo vedi Cesare? Oh signore, ma quanto caldo fa! Pensa che avevo la mascherina fino a 2 minuti fa, è incredibile. Amiche e amici, bentrovati e benvenuti. Agenda Rossoblu, la nostra rubrica durante la quale segnaliamo e consigliamo i locali, i ristoranti, le escursioni, le gite in barca, le varie attività, comprese ovviamente le mostre che si svolgeranno nel fine settimana nella nostra Sardegna. Anche oggi avremo i collegamenti con alcune attività che ci parleranno delle loro iniziative e comincerei subito col ringraziare i gruppi che stanno condividendo la nostra diretta. Un sardo a New York, gruppo Madreterra Sardegna e oltre, e il gruppo Il Paradiso chiamato Sardegna. Oh signore, peccato, signore. Ma cosa facciamo? Partiamo subito e ci colleghiamo con Cagliari. Non so se da
se dalla regia siamo pronti, dovremmo essere pronti per collegarci con Antica Cagliari e con Alberto Melis, se non vado errando, a meno che... Oppure io faccio subito una cosa, giusto per cominciare, così ci riscaldiamo, mi ascolto una delle mie canzoni preferite. Facciamo così, Oh signore, che bella l'estate. When I met you, you were so unique. You had a little thing I'd love to keep. And every movement carried much mystique. I knew right then I'd carry on. To you I knew my heart belongs to know. Ma vedo Alberto? Vedo Alberto, sì? Sì, esattamente. Buonasera Cesare. Oi Alberto, com'è? Tutto a posto? Tutto bene, alla grande, grazie. Tutto mille. bene? Senti, Alla grande. allora, qualcuno mi ha detto che, oltre ovviamente Antica Cagliari, Bistrò Antica Cagliari, abbiamo un qualcosa di molto molto particolare. Il lungomare terrazza, giusto? Esattamente, abbiamo finalmente... Vogliamo parlarne anche perché si tratta di una delizia, eh? Assolutamente, siamo riusciti finalmente a completare quest'opera che avevamo iniziato diversi mesi fa, che poi a causa del Covid abbiamo dovuto momentaneamente sospendere, e oggi vi posso dire che domani potremo aprire le porte e far conoscere la nostra location. Che bello, tu dirai, cavoli, era ora, eh? Era ora, sì, è stata... Abbiamo penato tanto, eh? E guarda, è durato quanto un parto normale, 9 mesi, perché abbiamo preso la struttura. È incredibile. Senti, ma cosa mi dici di questa ripresa? Vogliamo dire qualcosa? Stiamo tenendo duro? Dimmi un po'. Sì, no, guarda, devo essere sincero, noi abbiamo ripreso le attività a partire dal 1° giugno e devo essere sincero, siamo rimasti positivamente impressionati da come i clienti hanno risposto subito, perché si intravedeva già la voglia delle persone di riprendere quella che era la normale quotidianità e il normale stile di vita che per quasi 3 mesi abbiamo dovuto accantonare a causa di quello che tutti abbiamo vissuto, ahimè. Certo. Comunque, grande ottimismo, i dati stanno sempre migliorando giorno dopo giorno, oramai l'isola è covid free, questa è un'iniezione di fiducia per noi operatori del settore e per tutti i clienti che amano trascorrere delle piacevoli serate all'aperto oppure nei locali abituali. Ah, bellissimo. Senti, siete aperti con tutti i ristoranti? Vogliamo parlare un attimo degli orari dove ci possono trovare, ovviamente? Sì, noi siamo aperti dal 1° giugno, oramai sia in Marina, nell'Antica Cagliari il ristorante che è in via Sardegna 49 e nel bistrò che sta un pochettino più avanti in via Sardegna 63. A partire da domani saremo anche operativi nel lungomare del Poetto con l'Antica Cagliari lungomare terrazza, una bellissima location che si affaccia sul mare, a fianco al cavalluccio marino, dotata di 2 sale autonome. Abbiamo un'offerta prettamente di pizza e di una cucina prettamente di terra, mentre al primo piano il nostro classico repertorio che va un po' di quella che è l'offerta che abbiamo anche intrapreso nel locale di via Sardegna, per cui tutto quello che ci può dare il mare nostro, insomma. Quindi tutto quello che era già sinonimo di garanzia da parte vostra. Assolutamente. Siete davvero ben voluti, questo lo posso dire pubblicamente. Siete davvero ben voluti. Perché serve da stimolo per continuare a fare meglio, a migliorarci, a cercare di non deludere le aspettative dei nostri clienti che ci seguono da tantissimo tempo. Ma guarda, secondo me tu e il tuo staff siete davvero grandi e infatti noi Grazie. molto proprio a brevissimo verremo sicuramente nel lungomare, ci verremo sicuramente. Vi aspettiamo, perché ci hanno detto che già dove volentieri. metti le mani tu funge, si dice da noi, non funziona, proprio funge e le cose vanno come devono andare. Ci mettiamo, sai qual è il segreto? Ci mettiamo aspetta, tanto amore, e sappiamo passione. entrambi che non è una lecchinata questa, noi lo sappiamo per davvero. Grazie, fa piacere. Senti, ma hai un piatto particolare? Così, ipotizza che noi siamo davvero al telefono e stiamo cazzeggiando, Alberto. Senti, se io venissi domani, cosa... Alberto, aspetta che mi è sparito un attimo.
Alberto? In olio e chips di patate, se no diversamente al sugo di galletto ruspante e cime di rappa. Queste possono essere delle ultime alternative, o i culurgiones con guanciale croccante e fiori di zucca e zafferano. Queste sono naturalmente dedicate alle persone che non amano il mare. Se invece vogliamo giustamente mangiare pesce, allora abbiamo i nostri plateau royale, tutta una serie di crudi, di ostriche locali e internazionali, e diverse tartare di tonno con avocado e dressing al passion fruit. Abbiamo la fregola ai sapori di mare, che è il nostro piatto forte, e poi la selezione di pescato del giorno, che varia naturalmente in funzione di quello che si acquista giornalmente. Alberto, vista l'ora, Lo so. vista l'ora, hai detto delle cose incredibili. E tra l'altro alcune delle pietanze che hai nominato le ho mangiate da te, quindi so di cosa sto parlando. E guarda, non è solo il sudore dovuto al caldo e al bellissimo sole che abbiamo noi, ma ho un certo languorino. Ti capisco. E infatti ho paura che a giorni ci vedremo sicuramente. Benissimo. Senti Alberto, vogliamo ricordare allora gli indirizzi. Allora, ristorante Antica Cagliari, la troviamo? Sì. Lo troviamo in via Sardegna. In via Sardegna 49. 63, il lungomare e terrazza invece in viale Poetto 238. Molto ma molto bene. Quindi diciamo buon appetito. Ringraziamo il nostro Alberto, davvero in bocca al lupo per la nuova iniziativa che parte domani, davvero in bocca al lupo di tutto cuore. Grazie Cesare, crepi il lupo naturalmente. A prestissimo, ci vediamo molto presto. Ti aspetto, buon proseguimento. Ciao Alberto, grazie mille. Grazie. Ciao Cesare, grazie. Amiche e amici, quando si parla con persone competenti, persone che deliziano il nostro palato, diventiamo davvero tutti molto più buoni. Io volevo sentire nel frattempo però Giamiro, mentre aspettiamo di collegarci con Portocervo, sentiamo un attimino Jamiroquai e la nostra colonna sonora. When I met you, you were so unique. You had a little thing I'd love to keep. And every movement carried much mystique. I knew right then I'd carry on. To you I knew my heart belongs. You know you give me something that nobody else can give. And my heart started thumping. You know now you're the one I truly know I did. Like the sunbeams from a perfect summer Che colonna sonora. Andiamo un attimo dove? D'Alghero? Sì, andiamo ad Alghero, dove vi proponiamo la visita alle grotte di Nettuno con Welcome to Sardinia. Grazie al collegamento con Navisarda, da 16 euro a persona. I motoscafi offrono collegamenti giornalieri e partono dal porto di Alghero presso il molo Garibaldi. In barca è possibile ammirare la bellezza di questo territorio incredibile e visitare rapidamente tutta la costa prima di arrivare a destinazione. Il biglietto d'ingresso alle grotte è di 13 euro per gli adulti e vengono effettuati dei prezzi veramente molto particolari per i ragazzi e per i bimbi. Ovviamente devo ringraziare i partners della nostra rubrica odierna, Ivao al ristorante Portocervo, Antica Cagliari, Eleven Travel Group e Welcome to Sardinia. Quindi io mi vedo lì dal Alberto che mangia e ci dice canta. Will you give me something? 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 Will you give me Buona estate a tutti, will you give me something? Will you give me something? You give me something that nobody else can give. Will you give me
something. You give me something that nobody else can give. Will you give me something? Io non so se possiamo collegarci con Porto Cervo Marina con Alessandro Usai, ma ve ne parlo davvero volentieri. Dal 1999 la famiglia Ivaoa accoglie i clienti abituali della Costa Smeralda e i turisti internazionali in un ambiente accogliente, informale e raffinato, in cui vivere diversi momenti della giornata, dal pranzo alla cena, dall'aperitivo alla dopo cena. Oh signore, ma quanti posti meravigliosi abbiamo da visitare e quanti locali da visitare e quanti ristoranti per andare lì a degustare delle cose incredibili. Siamo fortunati, beati voi in Sardegna, è quello che si dice sempre. Allora non abbiamo Alessandro Usai da Volesoveni? Stanno già lavorando, è già il locale pieno? Beh, gli amici del ristorante Ivaoa, mamma mia. Guarda un po' le immagini. E la famiglia Ivaoa è una vera e propria. Nel frattempo, ovviamente, io vorrei ricordarvi gli appuntamenti con Sardegna Rosso Blu TV. Il lunedì alle 19:30 io bevo sardo con Sofia Carta. Poi sempre il lunedì alle 21 con Fabrizio Serra, 11+1 Rosso Blu. Martedì alle 21:30 con Matteo Bruni, Sardegna in gioco. Poi dal lunedì al sabato il TG Rosso Blu con Fabrizio Serra e gli editoriali di Anthony Muroni. E vi segnalo la nuova rubrica prossimamente su Sardegna Rosso Blu, ovvero Sardimpresa 2020 con la conduzione di Antonella Di Luzio, che andrà in onda il mercoledì alle 19:30. Siamo quasi in chiusura, se non la verranno molto bene. È ovvio, la nostra rubrica è bella, veloce, scorre così come la nostra estate, come la brezza che tra qualche ora aspettiamo possa arrivare, visto che guarda un po' che caldo e ho anche il condizionatore acceso. Meglio così, va benissimo così. Dobbiamo ovviamente ringraziare ancora una volta tutti che hanno condiviso la nostra diretta, il gruppo Madre Terra Sardegna e oltre, il gruppo Il Paradiso chiamato Sardegna e il gruppo Un Sardo a New York. Detto ciò, devo ringraziare ovviamente i partner della nostra puntata, ovvero Ivaoa Ristorante Porto Cervo, lo Spiedo Sardo, il Campeggio Ristorante Chia e ovviamente il Eleven Travel Group e Welcome to Sardinia. Bella questa cosa che duriamo un quarto d'ora e 20 minuti, così abbiamo modo anche subito di andare a fare un bagnetto prima di cena. Cari amiche e cari amici, grazie per essere stati dei nostri. Ovviamente ci trovate su Sardegna Rosso Blu TV, poi sui nostri canali su Facebook, ovviamente e anche su YouTube, e con tutti i gruppi che hanno il piacere davvero di condividere le nostre trasmissioni. Detto ciò, io vado subito a fare il bagno. Noi ci si vede ovviamente giovedì prossimo, sempre a partire dalle 19:30. A giovedì, ciao! Ooh.